I dati sull'emergenza Covid sono confortanti, continuano a diminuire i malati in Italia e per la prima volta anche i contagiati in isolamento domiciliare. Resta però alto il numero delle vittime. Ce ne parla Roberta Badaloni. Discesa più marcata in un calo che negli ultimi dati a disposizione mantiene il numero dei guariti più alto di quello dei nuovi casi. 2.357 questi ultimi, mentre sono 2.622 le persone che nelle ultime 24 ore si sono lasciate il Covid alle spalle, per un totale di 63.120 guariti. Cala il numero delle persone che attualmente in Italia sono positive, 105.847, quasi 700 in meno nelle ultime 24 ore. 535 i pazienti che sono stati dimessi in un giorno, più vuote anche le terapie intensive, 2.102 pazienti, 71 ricoverati in meno nelle ultime 24 ore. E per la prima volta si riduce il numero dei contagiati in isolamento domiciliare. Un altro numero che rimane ancora alto è purtroppo quello dei decessi, 415 persone in un giorno, 26.384 dall'inizio dell'epidemia. Il virus continua a circolare, occorre grande cautela. Soprattutto distanziamento sociale.